Mamma, se mi vedi, per favore, mettiti in contatto. La voce rotta dall'emozione. Con queste commosse parole terminava l'appello lanciato dai nostri microfoni da Arianna, la figlia di Nadia Menon, pochi giorni dopo che della madre non si avevano più notizie. Ma purtroppo le ultime speranze appese ad un sottilissimo filo di ritrovare la donna viva si sono spezzate nelle ultime ore. Dall'Istituto di Medicina Legale di Padova sono infatti arrivati i risultati del DNA eseguiti sul corpo ritrovato 2 settimane fa nelle acque del Brenta, nel Padovano. Gli esiti non lasciano alcun dubbio. Il cadavere in avanzato stato di decomposizione ritrovato appartiene proprio a Nadia Menon, 59 anni, scomparsa a fine agosto da Castelfranco. La donna, ex consigliere comunale, molto conosciuta anche per il suo lavoro come insegnante elementare, si era allontanata da casa in sella alla sua bicicletta nera, ritrovata una settimana dopo lungo le rive del Muson. Le ricerche erano proseguite tra le zone che la donna avrebbe potuto raggiungere, setacciati casolari e capannoni abbandonati, ma di Nadia nessuna traccia. Poi, qualche settimana fa, il ritrovamento del cadavere nel Brenta, addosso al corpo una catenina, riconosciuta dalla badante che accudiva la signora Menon come il ciondolo dal quale la 59enne non si separava mai. Un elemento che ha portato gli inquirenti sulla pista giusta fino all'epilogo delle ultime ore con gli esiti dell'esame del DNA. Il lavoro degli investigatori però non è ancora finito. Toccherà infatti alla polizia di Padova accertare che cosa abbia provocato la morte di Nadia Menon.